días de alegría y te prenda y te maía, gozan de altos deseos, a cantarnos frade. Bentrovati in nuova puntata di Prodie, siamo a Cremona, qui parte il nostro viaggio dedicato ai nostri conregionali, i nostri amici sardi. Siamo in compagnia del presidente di questo circolo, siamo in compagnia di Antonio Milia, buongiorno. 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 Allora, intanto una grande città, Cremona, insomma lei vive qui da 40 anni. Vivo da 40 anni e Cremona è una città è una città della musica, la città della musica perché è tramite Stradivari, Antonio Amato e Guarneri è conosciuta in tutto il mondo per i violini di Cremona, che sono un patrimonio famosissimi in tutto il mondo, sì. Siamo in una grande città storica, siamo a Cremona in compagnia di Pippo Giomi e Daniela Mulas, il duo marimba, organizzatori di questa tournée Terra Mia in giro per l'Italia. Certo che con questo spettacolo ne fate di chilometri qua e là per l'Europa. Hai voglia, ormai sono oltre 45 circoli che abbiamo visitato in Italia, in Svizzera, Francia, Germania, Belgio e Olanda e Corsica. Proponendo comunque questo spettacolo che è Terra Mia vuole ripercorrere poi quelle che sono le tradizioni della nostra isola. Sì, è l'idea di creare un omaggio alla Sardegna, un omaggio in musica, dalla tradizione, dal ballo sardo in piazza fino alle ultime canzoni, gli ultimi successi di Tazenda, di Piero Marras, di Bertas, tutti artisti sardi, per rappresentare un po' sinteticamente la musica in Sardegna. Ma io non capisco una cosa, abbiate pazienza. Allora, Daniela arriva da Alghero, tu sei praticamente napoletano, ma 30 anni fa ti sei trasferito in Sardegna, ti sei innamorato di questa regione e sei diventato praticamente un sardo a tutti gli effetti, perché canti in sardo, suoni in sardo, insomma mi sembra buona come... Sì, è vero, mi sono innamorato della Sardegna e dopo... Ti sei innamorato prima di Daniela e poi della Sardegna o viceversa? Prima della Sardegna. Poi di Daniela. Daniela l'ho conosciuta dopo, nell'88. Finito il militare ho deciso di rimanere in Sardegna, mi è piaciuta questa vita in Sardegna, questa vita più naturale, questo contatto più spontaneo tra la gente. E ho lasciato lavoro e famiglia a Napoli, non famiglia, i miei genitori diciamo, anche la ragazza avevo, e mi sono trasferito in Sardegna. Dopo anni ho cominciato a suonare e avevo sempre questo pallino. E ti sei innamorato della Sardegna, ma il mal di Sardegna non ti viene comunque quando vai fuori dalla Sardegna? Ti viene più il mal di Sardegna o mal di Napoli? No, diciamo che Napoli ormai è rimasta solo come città dove vive mia madre e basta, però è il mal di Sardegna che più mi colpisce. Quindi quando vai via dalla Sardegna comunque ti viene la voglia di ritornare, no? Sì, e dopo che siamo fuori qualche settimana, magari un mese a volte anche, poi dopo dobbiamo tornare. Quello che mi fa comunque pensare il fatto che tanti sardi amino ancora la loro isola, la nostra isola, è che come dire, si ritrovino, si riuniscano poi per rivivere momenti musicali, colori, sapori dell'isola. Ho visto quest'oggi poi durante il pranzo, porcetto, insomma tutte quelle cose che di solito si fanno in Sardegna, quindi per noi venire dalla Sardegna a Cremona uno immagina, vado a Cremona, assaggio qualcosa del posto, invece no, ci siamo trovati il Maloredus, il porcetto, ma credo che questo sia molto positivo, no? Sì, perché ti fa sentire a casa, tanto la Sardegna comunque ti manca già dopo 10 ore che sei fuori, per cui ti senti a casa ed è importante, è il calore umano che ci vuole. Se tuo marito è di Napoli, tu sei di Alghero però, sì. Alghero non è che ci sia questo, come dire, ripercorrere le sardità, comunque la lingua lugudrese, no? Ad Alghero manca la cultura sarda perché è catalana, è vero, è la lingua. C'è la cultura catalana. Esatto. Ma tu come hai scoperto comunque il mondo della Sardegna? Beh, intanto vabbè, mio nonno era di Ittiri, quindi un minimo di legame sì c'era. E poi già tanti anni fa, intorno al 90, siamo andati a vivere, ci piaceva l'idea di vivere in un piccolo paese, siamo andati a vivere a Villanova, a Monteleone, che è veramente molto caratteristica, e lì anche io ho cominciato a interessarmi, mi piace tanto, mi ha preso subito tanto.
Si è parlato di Cremona, si è parlato di questo circolo sardo che tanto sta facendo per continuare a portare avanti quelle che sono le tradizioni comunque della nostra isola, e noi siamo in compagnia del sindaco Carmine Lazzarini, che è il sindaco di Castelverde. Intanto buonasera e ben trovato. Bene, grazie per questa vostra visita che ci fate, ci state arricchendo. Mi sembra una cosa importante che due anche mentalità, due culture così lontane si incontrino e si arricchiscano. Credo che sia una cosa fondamentale il comunicare, lo stare insieme e comunque scambiarsi quelli che sono anche le tradizioni dei nostri territori. Tra l'altro Castelverde, che ha 5.500 abitanti, noi adesso siamo in una frazione di Castelverde, 1.400 circa abitanti, stiamo parlando di 7.000 persone che vivono questo territorio incredibile che una volta era suddiviso tramite le cascine da tantissimi comuni. Insomma, questo mi è sembrato di aver... Sì, nel 700 erano 11, nell'800 erano 9 comuni, poi c'è stata una prima unificazione dopo l'unità d'Italia nel 1868, 3 comuni, e poi nel 1928 siamo arrivati a unificare tutto il territorio, che è 31 km quadrati. Però c'è da dire una cosa, che esisteva Castelverde solo di nome, non esisteva un paese di nome Castelverde. Esisteva il comune di Castelverde, ma il capoluogo era Castagnino Secco. È un nome antichissimo, tant'è vero che abbiamo le tracce già nel 999, abbiamo già una documentazione scritta dell'esistenza. Poi era un po' un assurdo che esistesse un comune senza il paese del nome Castelverde, allora dal 58 c'è stata questa trasformazione. La cruce porta l'udine, porta la cruce, l'ufficio porta la noce, la luce porta l'ufficiale più l'ufficiale, le faccio l'agno, le faccio lo purché lo fallo purché lo gaudo, e lo iato faccio miau, faccio lo iato, cucurru. Ringrazio e saluto tutta la Sardegna, ecco, tutte le persone che mi conoscono, un abbraccio a tutti, grazie infinite a voi.